Amici del FVG Sport Channel, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Campionato di Serie C regionale, una delle grandi esclusive della nostra emittente. Ci propone stasera il derby dell'Alto Friuli, o derby pedemontano-montano, se volete chiamarlo così. In campo il padrone di casa della Fluid System 8300 in maglia bianca contro gli ospiti della Metallica Tolmezzo in maglia blu. Subito Tolmezzo in attacco, il primo tiro se lo prende e da 3 punti Tamigi e va a realizzare la tripla che porta avanti la squadra di coach Michele Piccottini. Quintetti sul parquet, Tarcento in campo con Vidani, Gaspardo, Munini, Bellina, Barazzutti, mentre la Bellina a segno col palleggio a destra e tiro. La Metallica Tolmezzo invece risponde con Tamigi, Idelfonso, Stefanutti, il numero 13 Pappalardo e il numero 12 Cianciotta. Sbaglia da sotto Tarcento, allora si propone già dall'altra parte in transizione, ancora Bellina, ispiratissimo, spara la tripla, avanti di 5 a 3 la Fluid System, che ha iniziato dunque nel modo più indicato. Tarcento che non può contare su Andy Bonoli, che è infortunato, sempre problemi alla schiena per Andy, che non riesce davvero a carburare in questo avvio di stagione. Tripla a segno da parte di Pappalardo, tiene avanti Tolmezzo che risponde con 6 a 5. Vi dicevo, non c'è Bonoli nella Fluid System per un infortunio alla schiena. Anche Baccino è dato in precarie condizioni fisiche. Bellina da 3, è una sparatoria qui al Palatesini di Tarcento. Questa quarta giornata del campionato di Serie C regionale. Dicevamo, pure Baccino è dato in precarie condizioni fisiche. Accardo non sta bene per il solito problema al ginocchio. Dall'altra parte Barazzutti vola in contropiede, viene stoppato da Pappalardo. 6 a 8 8 a 6 il punteggio, più 2 per la Fluid System, 7,57 al termine del primo periodo. Ancora un canestro, stavolta si iscrive all'efferto Gaspardo ed è più 4 per la Fluid System, che credo non abbia ancora sbagliato un tiro. Fallo a metà campo di Barazzutti su Tamigi, autoscontri, subito sanzionato dalla coppia arbitrale. Dicevamo, il coach della pallacanestro Tarcento Fluid System è ovviamente Alberto Andriola, il tecnico della Metallica Tolmezzo è ovviamente un'altra istituzione del basket carnico, Michele Piccottini. Pick and roll laterale che manda a realizzare Hermes Job. Anzi no, è Stefanutti, scusate, Stefanutti col numero 8, non leggo benissimo i numeri di maglia, il carattere sui numeri di maglia delle divise della Metallica Tolmezzo. Qui mi capiterà di sbagliare, probabilmente, spero di no. Bel gioco alto-basso, Bellina Gaspardo, e va ancora a segno la Fluid System. Tolmezzo però tiene botta. 12 a 8 il punteggio, 6,55 al termine del primo quarto. Stefanutti contro Gaspardo, questo è un match-up a livello difensivo che Gaspardo sfrutta nel migliore dei modi, recuperando palla, involandosi contropiede, poi però va a schiantarsi contro la transizione difensiva della Metallica. Aveva una mezza di ritirare Tamigi, poi va di palleggio, questo tiro, e anche Tamigi fa vedere che è bello caldo. Meno 2 Metallica, 12 a 10 il punteggio. Barazzutti, ottimo l'assist per Munini. Diciamo che in difesa Tolmezzo non è proprio impenetrabile. La Fluid System ha le mani calde. 14 a 10, punteggio altissimo. Stefanutti, Tamigi, palleggio del tiro è sbagliato, lotta a rimbalzo Cianciotta, ma la palla è per la Fluid System. 5,56 da giocare nel
primo periodo. C'è un time out chiesto da Picottini, che vorrà probabilmente sistemare un po' le cose a livello difensivo. Dopo il time out si riprende con la Fluid System in attacco, che sbaglia il primo tiro della partita Barazzutti, ma corregge il tapping Gaspardo. Più 6 per la Fluid System, 16-10 punteggio, 5-32 al termine del primo quarto. Adami, suo classico tiro in allontanamento, step back di Adami, mezzo fade away, mezzo jump sul posto, ma sono sempre 2 punti che fanno comodo la Metallica. Meno 4 per i tolmezzini. Gaspardo sbaglia il fade away dal post basso, riparte Tamigi. Adami voleva fintare il tiro, lui è uno che tira anche da lì, per cui la sua finta era credibile, solo che poi ha commesso infrazione di passi in partenza, e Picottini va a spiegare all'arbitro che secondo lui c'erano passi anche sull'altro fronte. Vidani esce dal blocco con l'end-off, sbaglia la tripla, rimbalzo di Adami, e la Metallica Tolmezzo può riportarsi in zona d'attacco e a zona la Fluid System, fronte pari, 2-3. Se ne accorge Tamigi, che spara un tiro moschicida, ha ucciso le mosche del Palatesini, ma non è arrivato al ferro. In transizione invece arriva Bellina, rimorchio, spazza la tripla, solo cotone per Federico Bellina. Continua la sparatoria made in Fluid System 80, più 7 per i Tarcentini, 19-12 punteggio, 4-17 al termine del primo periodo. Adami non è battezzabile da lì, neppure Stefanutti, che spezza la prima linea, poi mette in ritmo Cianciotta, extra pass per Tamigi, che deve tirare allo scadere 24 secondi, la palla sbatte sul ferro, ma poi Tamigi resta in possesso della palla, poi però Adami non riesce a controllarla e si invola in contropiede Vidani, su cui c'è il fallo di Pappalardo. Cambio per la Metallica Tolmezzo, è entrato Kuder al posto di Tamigi e si riprende con la Fluid System 80 in attacco. Intercetto di Cianciotta, che si invola in contropiede, va quasi a realizzare, subisce in ogni caso il fallo di Vidani, che era rientrato in recupero difensivo. 19 Fluid System, 12 Metallica Tolmezzo, 3:44 al termine del primo periodo. C'è Cianciotta in lunetta con 2 tiri liberi. Realizza il secondo tiro libero Cianciotta, meno 6 per la Metallica Tolmezzo, 19-13. In attacco Barazzutti, Gaspardo attende che si schierino i suoi compagni, c'è il post-up di Bellina contro Pappalardo, questo mismatch che Tarcento deve sfruttare, infatti Bellina, giro e tiro dal post basso, 2 punti, Federico Bellina, che è già arrivato a quota 10 e varca quota 20 la Fluid System, 21-13 il punteggio, 3:20 da giocare alla fine del primo periodo. Stefanutti spara la tripla, sbaglia, altro break Tarcentino con Barazzutti che arriva in contropiede, adesso il tiro dalla lunetta, sbaglia, rimbalzo è ancora suo, non tagliato fuori, rimbalzo dinamico, fallo di Stefanutti, ci saranno 2 tiri liberi per Riccardo Barazzutti. Cambio Metallica, escono Stefanutti e Cianciotta, entrano Fior e il numero 5 Francescatto, mentre si prepara sul cubo dei cambi il numero 11 Tarcentino Koyanis, ma prima ci sono i tiri liberi
di Barazzutti. Probabilmente Kojanis entrerà proprio al posto di Barazzutti nel caso in cui dovesse realizzare il secondo tiro libero. Così è, e infatti c'è il cambio, esce proprio, no, invece esce Munini ed entra al suo posto Kojanis. Arriva in zona d'attacco la Metallica Tolmezzo. Adami. Francescatto nell'angolo per Kuder, sempre a zona la Fluid System. Deve andare al tiro Adami perché stanno per scadere i 24 secondi. Lo fa da 3 punti, il suo classico tiro in lateralmente sbagliato. Pompa il pallone in contropiede Kojanis. Palla arriva a Bellina, ovviamente non ha fretta la Fluid System 80%, che ha un vantaggio considerevole in termini di fisicità e di prestanza proprio di centimetri sotto canestro, per cui è giusto giocare a metà campo per far valere tutti i propri punti di forza. Sbaglia dall'angolo Gaspardo. In attacco la Metallica. Kuder. Fiora avrebbe la mezza deve tirare, invece dice a Kuder: Kuder vai tu. Kuder però viene chiuso e allora si va a cercare Gloria con Pappalardo dall'angolo. Sbaglia Pappalardo, è un momento complicato per la Metallica che non riesce a trovare con facilità la via del canestro, e ormai da qualche minuto è inchiodata a quota 13, più 10 per la Fluid System 80 invece, che adesso va in attacco con Gaspardo che mette il ritmo nell'angolo con Yanis. Sbaglia con Yanis, a rimbalzo nessuno taglia fuori Vidani, che recupera il possesso e va a subire il fallo di Pappalardo. Cambio, anzi doppio cambio, nella Metallica Tolmezzo rientra in campo Idelfonso al posto di Pappalardo, nella Fluid System 80% entra Clemente al posto di Bellina. Due tiri liberi per Federico Vidani. Segna il secondo, più 11 per la Fluid System 80, 24-13 il punteggio, 1 minuto e mezzo al termine del primo periodo. Adami nell'angolo per la tripla di Kuder sbagliata, a rimbalzo Idelfonso regala un extra possesso ai Carnici, che però Fior spreca sparacchiando a salve da 3 punti dall'angolo. Barazzutti, Clemente, end off per Vidani che però non trova luce verso il canestro. Allora si va da Gaspardo in post basso contro Adami, duello da categoria superiore. Gaspardo fadeaway sbagliato e Adami recupera il rimbalzo. Fior, ancora Adami, spazio per la tripla di Francescatto sbagliata, tap out, favorisce ancora i Carnici. Francescatto arriva al ferro e va a schiantarsi contro il muro difensivo tarcentino, subisce il fallo di Gaspardo che non è certo andato per il sottile per fermare l'iniziativa del funambolo tolmezzino. 35 secondi al termine del primo periodo, 24-300, 13 Tolmezzo in attacco. La Metallica Tolmezzo. E deve uscire però Francescatto perché subito proprio un problema alla caviglia. Al suo posto Piccottini spedisce in campo il numero 7 Mareschi, contromossa di Andriola che concede un po' di riposo a Gaspardo e manda in campo Stefano Antena. Mi chiedo perché non siano 2 tiri liberi per Tolmezzo, visto che mi sembra che Francescatto stesse andando al tiro, ma comunque meglio così per la Metallica, perché
Adami realizza la tripla del meno 8, 24-16 il punteggio. Poi c'è un fallo a metà campo di Kuder. Non ha più falli da spendere prima di esaurire il bonus, anzi ha già esaurito il bonus la Metallica Tolmezzo, ha ancora un fallo da spendere Tarcento. Balazzutti. Balazzutti, Kojanis, Vidani, attacca il canestro Vidani, adesso il tiro, 2 punti, bom bom Vidani. 10 secondi alla fine del primo quarto, più 10, Fluid System 80. 4 secondi, 3 secondi deve andare al tiro Kuder, non lo fa, neppure Maneschi, peccato di concentrazione per i Carnici. E il primo quarto va in archivio sul punteggio di Fluid System 80-26, Metallica 16. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Secondo periodo al Palatesini di Tarcento, in campo la Fluid System 80 del presidente Tesini e la Metallica Tolmezzo del presidente Paolini. 26-16 il punteggio dopo i primi 10 minuti e più 10 per la Fluid System 80, e adesso si parte con il secondo periodo che vede in attacco la Fluid System. La tripla di Balazzutti è sbagliata, il rimbalzo di Kojanis che regala l'extra possesso alla squadra di Andriola. E Antena va a realizzare, si scrive all'efferto il più 12, 28-16 il punteggio. Tolmezzo si affida a Adami, tripla frontale. E sì, che bisognerebbe sapere anche a Tarcento che Adami da lì è una sentenza. 19 punti per Tolmezzo, 28 per Tarcento che va in attacco. Lei può stare. Grazie. Balazzutti subisce il fallo di Ildefonso.
un po' alto il baricentro di Fabiano. Da qualche disposizione Andriola, mentre c'è un cambio nella panchina Carnica, esce Fiore, rientra il numero 4 Tamigi. In attacco la Fluid System 80, 28-19 punteggio, 1 minuto giocato nel secondo quarto. Antena ci ha preso gusto, stavolta però sbaglia Steve e Ildefonso fa la voce grossa rimbalzo e fa ripartire la transizione offensiva dei Carnici di coach Piccottini. Mareschi sempre a zona la Fluid System 80. Tolmezzo si affida a Ildefonso che in qualche modo trova la presa giusta sulla boccia e realizza il -7 per la Metallica, 28-21 punteggio. A zona anche la Metallica Tolmezzo, infatti Antena è lì in posizione di vigile smistatore del traffico in posto alto, poi però dice ma io non faccio solo vigile, faccio anche il cecchino e spara la tripla sbagliandola. Tamigi, Adami a rimorchio, ancora Michele Adami, un'altra tripla per lui ed è -4 per la Metallica. E a fianco a noi il presidente Paolini qua gioisce e ne ha ben donde, perché i suoi erano a -11 e sono ritornati a -4, più che altro anche per qualche rilassamento di troppo della difesa della Fluid System 80, che adesso sbaglia un altro canestro sbaglia un altro tiro con Barazzutti. E quindi l'inerzia adesso è tutta per la squadra di Piccottini. Andriola insiste sulla 2-3. Difesa a zona che però adesso Tolmezzo ha capito come bucare. Mareschi, Tamigi, Ildefonso in post centro area, sbaglia Fedeway, ma Tamigi si ritrova con la palla in mano e quindi extra possesso per la Metallica. Kuder dall'angolo, Adami, segno Michele Adami, -1 Tolmezzo e la partita è di nuovo in equilibrio. Antena, Vidani vuole in qualche modo sbloccare la Fluid System 80, non ci riesce. In attacco Kuder, Ildefonso, raddoppiato Ildefonso ma spezza il raddoppio, poi fa un bel movimento da pivot, segna col fallo, potenziale gioco da 3 punti per Fabianone Ildefonso. E adesso è Andriola, quello perplesso, chiama time out con i suoi sotto di 1, 29-28 per Tolmezzo a Tarcento, 6:36 al termine del secondo quarto. Dopo il time out c'è Fabiano Ildefonso in lunetta con il tiro libero che supplementare, sbaglia Fabiano ma vola Tamigi a rimbalzo, 29-28 per Tolmezzo a Tarcento. Sempre a zona Andriola, però non so quanto possa essere utile a questo punto questo schieramento difensivo, visto che la Metallica ci sta prendendo gusto e ha rimontato 11 lunghezze, anzi 12 perché è a +1 adesso, solo ed esclusivamente attaccando meglio la zona 2-3 della Fluid System 80. Bellina segna col fallo di Ildefonso, scontro tra pesi massimi che vede prevalere in questo caso il numero 19 Tarcentino, che segna col fallo e allora deve uscire Ildefonso, anche perché gravato di 2 falli Piccottini non vuole correre rischi, rimanda in campo Adami che ha il tonnellaggio utile a difendere anche su Bellina, e a questo punto l'uomo mismatch per la Fluid System 80 diventa Munini, che non ha un omologo che possa contenerlo fisicamente nelle fila carniche. Bellina realizza anche il tiro libero supplementare, riporta avanti la Fluid System 80, 31-29 il punteggio, 6 minuti al termine
del secondo quarto. Adami scheggia malapena al ferro. Questo era tipo senza ritmo e forzata da Adami, che certamente è in grado di prendersi quei tiri, però adesso ha dato modo a 300 di ricalibrare l'attacco. Gioco alto-basso Bellina-Munini, 2 punti per Munini, più 4 Fluid System, 33-29. Tamigi gioca un pick and pop con Pappalardo, ma capisce tutto la Fluid System 80 che si riporta in zona d'attacco, e Munini con una Veronica in palleggio, un giro dorsale, tenta l'iniziativa sulla linea di fondo, subisce il fallo di Pappalardo, va lunetta con 2 tiri liberi, 33 Fluid System 80, 29 Metallica, 5 e 17 al termine del secondo quarto. Realizza il secondo tiro libero Munini, allora è 35-29, più 6 per la Fluid System 80 sulla Metallica Tolmezzo a 5 minuti al termine del secondo quarto. Stefanutti attacca il canestro, passo di incrocio e tiro di Stefanutti che subisce il fallo di Bellina. Bellina ha calato la mannaia e sono 2 tiri liberi per Enna Stefanutti. Secondo fallo per Bellina. Ha ancora 2 falli da spendere prima di esaurire il bonus 300, ne ha un paio invece, no, ha ancora 2 falli prima di esaurire il bonus 300, invece ha già esaurito il bonus Tolmezzo. Stefanutti va a segno dalla lunetta ed è meno 5 per la Metallica, 35-30 il punteggio, 4,53 al termine del secondo quarto. Antena, difesa individuale per la Metallica, esce dai blocchi Vidani, tira una tabellata che indurrà il presidente Tesini a spedirgli a casa la lettera di richiesta danni per aver scheggiato il tabellone. Non è un tiro da Vidani questo invece è un tiro da Pappalardo, e Tolmezzo resta inchiodata alla targa della Fluid System, 33-35 più 2 Tarcento in attacco. Munini alza la parabola, Klaus sbaglia, rimbalzo di Cianciotta che riesce a far pervenire la boccia a Tamigi. Tolmezzo ha l'opportunità di pareggiare o anche di andare in vantaggio con un gioco da 3 punti o una tripla. Pappalardo, Cianciotta attacca il canestro, Adami, adesso il tiro, sbaglia Adami, ma sul palleggio c'è il fallo di Bellina, ci sarà la rimessa in zona d'attacco per la Metallica, mentre Andriola spedisce in campo Gaspardo al posto di Barazzutti. Quindi alza il quintetto. Adesso Gaspardo gioca da 4, Bellina da 5 e Munini da 3. Questo è un quintetto da Serie B. In attacco la rimessa per la Metallica, e infatti attendeva una contromossa da parte di Picottini che arriva in questo momento, però Picottini decide di giocare comunque small ball, e al posto di Adami mette in campo Di Alfonso, quindi 4 piccoli e un lungo. Stefanutti, bell'assist al bacio per Di Alfonso, 35 pari, 3,36 al termine del secondo quarto. Quando c'è talento si gioca a basket con piacere per gli occhi di tutti. Bellina dal palleggio, Bellina a canestro, Federico Bellina come una guardia, più 2 per la Fluid System 80, 37-35, e c'è anche il viaggio in lunetta per
il lungo di Gemona. Più 2 Fluid System 80, 37-35, 3:23 al termine. Maltassametro è sempre in funzione perché Federico Bellina è lunetta. Mentre Andriola manda sul cubo dei cambi Barazzutti, che entra al posto di Vidani. Quindi insiste con il quintetto potente Andriola. Sul parquet la Metallica gioca con Cianciotta, Pappalardo, Stefanutti, Ildefonso e Tamigi, mentre Tarcento è in campo con Antena, Barazzutti, Munini, Bellina e Gaspardo. Tre minuti al termine del secondo quarto. Antena vuole il post up di Bellina. Bellina rincula verso canestro, giro e tiro e 2 punti. Federico Bellina, immarcabile per la difesa della Metallica. Francescatto, Ildefonso ribalta al lato dove c'è Stefanutti che ha il quarto di campo libero, ma preferisce attendere il post up di Fabiano Ildefonso che va contro Bellina. Scintille tra i due. Fede di Ildefonso è sbagliato. Black Fluid System 80, ma Munini perde possesso della palla, gli sfugge la boccia, gli scivola come una saponetta bagnata e quindi palla persa per Tarcento. 2:26 al termine del secondo periodo. Imposta l'azione Francescatto. Cianciotta nell'angolo, Stefanutti che vuole attaccare Munini, lo fa dal palleggio. Stefanutti mette in ritmo Cianciotta che spara la tripla, una tabellata, ma lotta Pappalardo all'imbalzo. La palla è comunque per la Fluid System 80, rimessa chiamata dall'arbitro Perabò, che amministra questa partita assieme al collega Chesini. C'è un time out chiesto da Andriola sul punteggio di 40-35 per Tarcento, sotto il mezzo a 2 minuti e 3 secondi al termine del secondo quarto. Dopo il time out, 2 minuti al termine del secondo periodo, 40 Fluid System 80, 35 Metallica. Siamo a Tarcento al Pallatesini, il derby dell'Alto Friuli tra Tarcento e Tolmezzo. In attacco Barazzutti che non sa bene cosa fare, allora decide di attaccare un po' da solo. Ildefonso gli oscura la vallata, però Barazzutti si salva in corner mantenendo lucidità e piazzando la sospensione del +7 che manda un po' in bestia Picottini, a cui non è piaciuta la rendevolezza della sua difesa in questa circostanza. Pappalardo sbaglia la tripla, pompa di nuovo pallone in attacco Barazzutti, trova un bel assist per Gaspardo che poi serve un Endova Munini che si mangia uno di quei canestri che avevo segnato anch'io, però poi Klaus sistema le cose, si rimette in equilibrio, sbaglia comunque il tiro a sospensione. E Stefanutti punisce la supponenza offensiva della Fluid System 80 con la tripla del -4. 42-38 punteggio, 45 secondi allo scadere del primo tempo. Barazzutti, Munini, Antena, attacca dal palleggio Antena, arriva sotto canestro, subisce il fallo di Francescatto. Sì, ci saranno 2 tiri liberi per Stefano Antena, mentre Picottini toglie Pappalardo e rimanda in campo Adami, presumibilmente per giocarsi bene l'ultima azione o le ultime azioni offensive di questo primo periodo. C'è Antena in lunetta con i tiri liberi.
realizza il secondo e manda più 5 la Fluid System 80, 43-38, 30 secondi al termine del primo tempo. Cianciotta, Francescatto nell'angolo, è chiuso, lì non c'è luce per cui bisogna andare con Adami che ha qualche problema di ball handling. Adami, tiro forzatissimo, qui ha difeso bene Tarcento ma Tolmezzo ha attaccato senza lucidità. Gaspardo in qualche modo fa arrivare il pallone a Munini, no, perché la difesa di Stefanutti è efficace e adesso ci sono 2 secondi a disposizione della Fluid System 80, della Metallica Tolmezzo, per tentare la preghiera. Due secondi per tentare la preghiera, vediamo chi si incarica della Ave Maria. Direi nessuno, perché il pallone viene perso dalla Metallica Tolmezzo e allora anche il secondo quarto va in archivio sul punteggio di Fluid System 80 Tarcento 43, Metallica Tolmezzo 38. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno.
Zanutta SPA. 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. I padroni di casa della Fluid System 80 in maglia bianca contro la Metallica Tolmezzo in maglia blu. 43-38 il punteggio dopo i primi 20 minuti e il terzo quarto si apre con Michele Adamni e piazza la tripletta del -2. No, invece dal tiro da 2 aveva evidentemente il piedone sull'arco dei 6,75. Prova a rispondere Bellina, che ha già realizzato 21 punti nel primo tempo. Sbaglia però Bellina. E Tolmezzo ha l'opportunità di recuperare ancora terreno. Stefanutti mette il ritmo Cianciotta, spara la tripla Cianciotta, la sbaglia, rimbalzo è per lo stesso Cianciotta, che poi è bravo, ma non tanto, perché fa carambolare il pallone sulle ginocchia dei Munini, ma Munini però poi è bravo perché con il ginocchio ributta il pallone alla Cianciotta prima che esce, quindi palla per la Fluid System 80 che è in campo con Munini, Barazzutti, Gaspardo, Bellina e Vidani. Mentre passi di Gaspardo a centro area, nessuno se ne accorge. Più 5 Fluid System 80. La Metallica Tolmezzo in campo invece con Cianciotta, Adami, Stefanutti, Cuder e Pappalardo. Stefanutti sul tableau, il velo di Adami, poi attacca il canestro, va a prendersi il palo anche perché fa buona opposizione lo stesso Gaspardo. Adesso è 5-4 per Tarcento, extra pass, Gaspardo, Bonini, 2 punti troppo facili. Più 7 Fluid System, 4-7, 4-0, 8-12 al termine del terzo quarto. Ancora Cuder, voleva servire Adami sotto canestro, palla troppo veloce, Adami non controlla, per cui ha iniziato con il piede giusto la Fluid System 80 questo terzo quarto e a più 7 con palla in mano, mentre Picottini prova a scuotere i suoi, anche con una discussione con l'arbitro Perabò. L'arbitro Perabò lo avvisa, gli dice attenzione, coach Picottini è ufficialmente richiamato, per cui alla prossima protesta ci sarà il fallo tecnico e c'è un fallo di Cuder ai danni di Barazzutti. Terzo fallo per Cuder. 7,55 al termine del terzo quarto, rimessa in zona d'attacco per la Fluid System 80. 4-7, 4-0 punteggio, più 7 per i tarcentini di Alberto Andriola. Barazzutti sul blocco di Bellina. Palla attraverso Vidani, arriva Gaspardo che si coordina sotto canestro, sbaglia. Pappalardo tiene bene fisicamente e fa ripartire l'azione offensiva della Metallica Tolmezzo. Stefanutti mette il Pappalardo che spara la tripla, sbaglia, vola, rimbalzo Cianciotta, ma la palla è di Gaspardo. Barazzutti commette infrazione di passi nell'assist verso, no, Luke tra l'altro, pregevole verso Munini. Palla persa per la Fluid System e Andriola perplesso allarga le braccia. Sette e 15 al termine del terzo quarto. Va in attacco la Metallica con Stefanutti che attacca dal palleggio, invece serve Tamigi,
che lui si butta dentro. Adami sotto canestro, in qualche modo si gira, si volta, appoggia il tabellone. Michele Adami, 2 punti per lui, meno 5 Tolmezzo, che resta in partita. Barazzutti, Bellina nel profondo verso Gaspardo, che si gira sotto canestro, viene abbattuto dalla contraerea tolmezzina. Si guadagna 2 tiri liberi, 4-7 Fluid System 80, 4-2 Metallica, 6-33 al termine del terzo quarto. C'è David Gaspardo in unità con i tiri liberi, mentre esce Barazzutti e rientra in campo Steve Antena nelle fila tarcentine. Realizza i tiri, no, sbaglia il secondo tiro libero Gaspardo, tiene solo a più 6 i suoi, 48-42. Ildefonso, bello il backdoor verso Tamigi, interviene Munini evitando guai peggiori alla sua formazione. Adami, Gaspardo giustamente non gli lascia spazio e allora Adami deve ricorrere all'aiuto di Pappalardo, che deve andare a tiro però, perché sennò per scadere 24 secondi Stefanutti sulla sirena sbaglia, ma Pappalardo, che è lo specialista nel recupero dei palloni quasi persi, regala un extra possesso alla Metallica. Ildefonso sbaglia il jump e Tamigi vola a rimbalzo, ma sotto canestro c'è il fallo di Adami, lontano dalla palla ai danni di Munini, e continua il duello tra Piccottini e gli arbitri. Piccottini sta proprio spiegando alla coppia arbitrale, che è formata da Perabò e Chesini, che Tolmezzo ha già 3 falli di squadra mentre Trecento neanche uno. In attacco Antena, Munini, Bellina, Vidani allo scadere dei 24 secondi deve andare al tiro Vidani, palla viene deviata, ancora lui, la sirena non suona. Com'è possibile sta cosa? Non è suonata la sirena del 24esimo secondo, ma in ogni caso la Metallica Tolmezzo ha recuperato il pallone. 5:31 al termine del terzo quarto. In attacco la formazione di Piccottini. Adami dal palleggio, arresto, tiro, secondo ferro per Adami. Velocissima la transizione offensiva della Fluid System. Bellina in qualche modo mantiene il possesso della boccia. Munini alto basso per Bellina, generoso, voleva servire Gaspardo, invece la palla arriva in mano a Ildefonso, che ringrazia e la consegna a Tamigi. Tamigi si libera con una spinta di Antena e poi realizzata la lunetta, e Antena protesta e subisce anche il tecnico. No, subisce, si vede fischiare il tecnico da parte di Antena, di Perabò. Allora Andriola, per evitare problemi più seri, manda in campo Barazzutti al posto di Antena. Perplesso Alberto Andriola, va a sedersi Antena al suo posto in campo Barazzutti, mentre vedete l'arbitro Perabò sta sanzionando il tecnico e sta spiegando che andrà Adami in lunetta con i tiri liberi e poi ci sarà rimessa in zona d'attacco per la Metallica.
Sbaglia Adami il primo tiro libero. Anzi, primo, è l'unico tiro libero perché sapete che le nuove regole sul fallo tecnico c'è un tiro libero solo. E poi rimessa in zona d'attacco per la Metallica Tolmezzo, che è sotto di 4, 44-48. Pappalardo, Tamigi lontanissimo dal canestro, mancano 7 secondi allo scadere dei 24, bisogna andare al tiro, bisogna accelerare le operazioni per la Metallica. Bel gioco a 2, Tamigi, Ildefonso, -2 Metallica, 4-6, 4-8. Che bella partita, che bella partita. Sì, non esteticamente la migliore che abbia visto, però certamente sono due squadre che non rinunciano a giocare e l'arbitro Chesini non rinuncia a fischiare questo fallo a Pappalardo. Ho visto contatti peggiori questa sera. 4 minuti e 6 secondi al termine. Quarto fallo di squadra per la Metallica Tolmezzo, che sostituisce Pappalardo, che ha commesso il suo quarto fallo, con il numero 7 Mareschi. Va Munini alla rimessa. Poi si gioca anche l'1 contro 1 con lo stesso Mareschi, che forse ancora freddo, non è entrato in clima partita nel contesto giusto, ma Munini dall'alto della sua grandissima esperienza lo attacca immediatamente, subisce il fallo e va in unità con 2 tiri liberi. 4 minuti al termine, 46 Tolmezzo, 48 Tarcento. Sbaglia il secondo tiro libero Munini, +3, Fluid System 80 sulla Metallica, 4-9, 4-6, Adami raddoppiato, triplicato a centrocampo. Qui l'arbitro Chesini, che era lì a 30 cm, non ha visto niente. L'arbitro Perabò, che era dall'altra parte del campo, nell'angolo, ha visto il fallo. Munini impreca, secondo fallo di squadra per Tarcento, però fallo c'era, quindi è giusto così. Rimessa in zona d'attacco per i Tolmezzini, Tamigi. Mareschi, sotto canestro per Ildefonso, si gira, si volta in post medio, Fabiano sbaglia, rimbalzo per Gaspardo. 3 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Vidani silente questa sera. Munini nel suo classico tiro dopo virata, non può difendere su di lui Fior, e Munini timbra il +5 per la Fluid System, 51-46. Adami nell'angolo, Fior sempre a zona di la Fluid System 80. In qualche modo Fior va a conoscere le lunghe chele di Gaspardo, che adesso aiuta la Fluid System 80 a recuperare il pallone. Barazzutti a metà campo subisce il fallo di Tamigi. Tarcento ha stretto Viti in difesa e se ne sta accorgendo anche Piccottini, che manda in campo Cianciotta e Stefanutti al posto di Fior e Tamigi, credo. Sì, esce Tamigi, sì. Considerando che Tolmezzo ha esaurito il bonus, ci sono 2 tiri liberi per Barazzutti. A segno con entrambi i personali a sua disposizione. +7 Fluid System 80, prova un nuovo allungo la squadra di Andriola. Finora Tolmezzo ha sempre rintuzzato qualsiasi tentativo di fuga da parte della squadra di Andriola, e anche adesso Cianciotta piazza la tripla del -4, 53-49. Orgogliosa la Metallica Tolmezzo, molla mai.
E adesso recupera anche un pallone gestito con un pizzico di sufficienza di troppo da parte di Gaspardo. Adami. Fanutti. Ildefonso si gira, si volta, mette in ritmo ancora Cianciotta che cambia lato, ma non cambia il risultato. Triplo di Cianciotta, -1 Tolmezzo, 5-3-5-2. 1:48 al termine del terzo quarto. Tutto da rifare per la Fluid System 80. Barazzutti mette in ritmo Gaspardo da 3 punti, primo ferro, tap out di Ildefonso. E adesso la Metallica di Piccottini ha l'opportunità di mettere il naso avanti. Folata tolmezzina. Adami da metacampo! Michele Adami! +2 Metallica, 5-5, 5-3. E subito time out chiesto da Alberto Andriola. Uno e 19 al termine del terzo quarto, 5-5 Tolmezzo, 5-3 Tarcento. C'è anche la Vivil Villa Vicentina di pallavolo a vedere questa sfida, visto che subito dopo la partita tra Tarcento e Tolmezzo ci sarà proprio una gara di volley. Bellina con un pizzico di fortuna spara una tabellata che vale 55 pari a 55 secondi al termine del terzo quarto, e ci vuole anche un po' di fortuna ogni tanto. Adami va a portare un pick and roll laterale per Stefanutti, che poi attacca dal palleggio, mentre in ritmo Mareschi che rinuncia al tiro. Allora Cianciotta prova lui, ma avrebbe dovuto prenderselo Mareschi quel tiro, che era proprio aperto. Fa viaggiare la palla in contropiede Barazzutti. Vidani liberissimo, sbaglia il jump. Sempre in attacco Tarcento con Barazzutti. Si stoppa da solo e adesso 10 secondi alla fine del terzo quarto. Può andare fino in fondo la Metallica. Adami ovviamente si va da lui. Adesso tiro da 9 metri. Alta tabellata di Michele Adami, che sancisce la chiusura del terzo quarto, che va in archivio sul punteggio di 55 pari tra Fluid System 80 e Metallica. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata.
Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare. Cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla. Zanutta SPA. 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Quarto periodo al Palattesini di Tarcento, in campo la Fluid System 80 in maglia bianca e la Metallica Tolmezzo in maglia blu. 55 pari il punteggio. Una bella partita combattuta. Il tema tattico della gara finora è stato il gioco a metà campo della Fluid System contro la pallacanestro più arrembante e istintiva della squadra ospite. Tanti allunghi tentati da parte del Tarcento, sempre rintuzzati da parte di Tolmezzo. E adesso Munini in lunetta con i tiri liberi. A segno entrambi, che portano a +2 la Fluid System 5-7-5-5. 15 secondi giocati nel quarto periodo. In attacco la Metallica Tolmezzo con Adami che va a canestro, va ad appoggiare alla tabella il 57 pari Michele Adami. Razzutti, Gaspardo non sa bene cosa fare, lontanissima dal canestro la Fluid System. Bellina appoggia un'altra tabellata, è la seconda della sua partita in pochi minuti effettivi. +2 Fluid System 5-9 5-7. Poi Tolmezzo butta via un pallone, chiede scusa a tutti Cianciotta, aveva sparato una boccia sulle caviglie del povero Adami che non è riuscito a coordinarsi. Arriva in attacco in questo momento Tarcento e Munini dice: sono caldo, sono carico, datemi la palla che ci penso io. 3 punti per Klaus, +5 Fluid System 80. Nel frattempo è scomparso Gas Zamparo, non lo vedo più lì al tavolo, lo speaker del palazzetto di Tarcento, che adesso vede Adami realizzare la tripla con il fallo di Gaspardo. Potenziale gioco da 3 punti di Michele Adami. Che giocatore Michele Adami. Istinti offensivi come pochi a queste latitudini. Realizza anche il tiro libero supplementare e tiene sotto di 1 i suoi 62-61. 1 minuto e mezzo giocato nel terzo quarto. Altra magia di Munini. Adesso i talenti veri escono allo scoperto. Attacca Stefanutti, subisce il fallo di Munini. +3 Tarcento, 6-4-6-1. 2 minuti giocati nel quarto periodo. In attacco la Metallica
È entrato anche Francescatto con il numero 5, è lui che va a occuparsi della rimessa. Stefanutti da 3 punti sbaglia, all'imbalzo però Francescatto opera taglia fuori offensivo su Barazzutti che gli monta in groppa. Ancora in attacco la Metallica Tolmezzo. Cianciotta, Adami gioca un paio di pick and roll con Francescatto. Adami viene chiuso stavolta, voleva servire Ildefonso ma capisce tutta la difesa della Fluid System 80. Munini da 3 punti, Munini sbaglia e la palla è per la Metallica nonostante il generoso tentativo di Gaspardo. 6-1 300, 6-4 300, 6-1 Tolmezzo, 7:35 al termine del quarto periodo. Gara sempre in equilibrio. Siamo al Palasport di Tarcento, questa partita. Vi ricordo le nostre rubriche visibili sia su digitale terrestre di FVG Sport Channel sia su web sul sito fvgsportchannel.com. Tiro moschicida di Cianciotta. Vedo i cadaveri delle mosche lì nel pitturato di fronte alla panchina di Andriola. Ancora Munini sotto canestro, mette in ritmo Bellina, va di virata Bellina, macchinoso per non dire qualcos'altro, palla persa da Bellina. Munini non controlla l'imbalzo e va in attacco la squadra di Piccottini. Sempre 6-4-6-1 al punteggio, mentre esce Ildefonso, entra Pappalardo nelle fila tolmezzine. Quintetto in campo, la Metallica è sul parquet con Francescatto, Stefanutti, Adami, Pappalardo e Cianciotta, mentre la Fluid System 80 è in campo con Barazzutti, Munini, Vidani, Gaspardo e Bellina, ma c'è un cambio. Esce Barazzutti, entra in campo Antena, eccolo lì inquadrato Steve Antena, che va a occuparsi di Francescatto in difesa. È Stefanutti che gestisce da playmaker l'azione offensiva della Metallica. Cianciotta all'angolo, Cianciotta sbaglia la tripla ed è Tarcento in attacco. Munini mette in ritmo Vidani che arriva a rimorchio. Vidani! Mancava lui sulla scena ed eccolo arrivato. Bum bum Vidani, più 6 Tarcento, 6-7, 6-1. Cianciotta, Adami, adesso tiro a 3 punti, sbaglia Adami, il rimbalzo di Stefanutti che però ha recuperato il possesso commettendo fallo su Munini, quindi palla persa per Tolmezzo. Tarcento che è senza Bonoli, senza Baccino e sostanzialmente anche senza Accardo, che non è utilizzabile. Cioè praticamente tre titolari. Ed è più 6 su Tolmezzo che però sta giocando con grande generosità. Gaspardo, arriva Francescatto a stopparlo, però prima della stoppata c'è il fallo di Pappalardo e mi sa che questo è il quinto fallo di Pappalardo. No, invece è il quarto fallo di Pappalardo, avevo contato male in precedenza. 2 tiri liberi per Gaspardo sul 6-7-6-1 per Tarcento su Tolmezzo a 5:46 al termine del quarto periodo.
2 su 2 per Gaspardo, mentre Piccottini sostituisce Cianciotta con Tamigi. Modula gli accoppiamenti difensivi dei suoi Andriola. 6-9 Tarcento, 6-1 Tolmezzo, 5-45 al termine. Metallica in attacco con Tamigi. Francescatto arriva al ferro, poco manca che segni. Subisce comunque il fallo di Munini. Volitivo Francescatto, è andato proprio di determinazione a prendersi i fallo e i tiri liberi. Ha già esaurito il bonus Tarcento, ancora un fallo da spendere Tolmezzo prima di fare altrettanto. Paglia il secondo tiro libero Francescatto, 6-9, 6-2. Mentre occhio a Munini sotto canestro che segna col fallo di Tamigi. Tiro libero aggiuntivo per Klaus Munini. (7-2-6-1) più 9 Tarcento, che diventa più 10. E adesso vediamo se Tolmezzo ha la forza per rintuzzare anche questo break. Però adesso ci avviciniamo, varchiamo la boa di metà quarto periodo. Il più 10 per la Fluid System comincia ad essere un vantaggio di rilievo, anche perché poi Tolmezzo butta via un pallone, non si intendono Francescatto e Adami. Palla però è stata deviata dalla difesa tarcentina. E quindi la Metallica torna in zona d'attacco, ma con solo 3 secondi allo scadere dei 24 per andare al tiro. Fa Stefanutti senza però trovare il risultato sperato. Antena. Bellina, Munini dal palleggio, trova Gaspardo sotto canestro, anche Gaspardo mette in ritmo per con l'extra possesso Antena, e la tripla di Antena vale il più 13 per la Free System 80, 7-5-6-2. Applaude il pubblico tarcentino, mentre Adami poi sparacchia, ma adesso è in zona d'attacco la Metallica. Francescatto, mentre io sono preoccupato che i bambinetti che stanno giocando dietro la nostra telecamera non facciano danni, correndo su e giù, muovendo la telecamera. Time out chiesto da Piccottini, così io vado a chiedere ai ragazzini di stare tranquilli. 7-5-6-2, 4-14 al termine del quarto periodo. Entrano in campo le formazioni dopo il time out di Piccottini. Fluid System 80 75, Metallica Tolmezzo 62, 7-5-6-2, 4 minuti al termine. Vidani, Antena, la sua tripla ha garantito il massimo vantaggio a Tarcento prima del time out. 3,59 al termine, 9 secondi a disposizione della Fluid System 80 per andare al tiro. Antena a 3 punti, sbaglia la tripla, rimbalzo però ancora Gaspardo, viene spintonato da Adami che non ha fatto taglia fuori. 2 tiri liberi per David Gaspardo e per Adami i falli personali sono 2. Anzi 3. 3,54 al termine.
Sbaglia anche il secondo tiro libero Gaspardo, non riesce Vidani a recuperare il possesso. Meno 13 per la Metallica Tolmezzo, che va in attacco con Stefanutti. Pappalardo, la tripla di Pappalardo, meno 10 Tolmezzo, 7-5-6-5. Non molla la squadra dei Picottini. Bellina guarda canestro, sbaglia, ma prende anche il suo rimbalzo, sbaglia anche il finger roll rovesciato. Poi la palla resta in mano alla Full System, e qui, se posso dire la mia, Tolmezzo non ha giocato con quell'aggressività necessaria a recuperare il pallone, che aveva peraltro in mano in almeno un paio di circostanze. Punisce Vidani con la tripla del nuovo più 13. Adami prova a mettersi una pezza, step back da 3 punti, il suo classico tiro. Adami dice: ci sono io, che problema c'è? Sono sempre qui. 7-8, Tarcento 6-8 Tolmezzo, ultimi 3 minuti, ma la partita non è finita. C'è un time out chiesto da Andriola. Dopo il time out, la Fluid System 80-300 va in attacco con 10 punti di vantaggio sul 7-8-6-8 sulla Metallica Tolmezzo, che prova ad aggredire in difesa. Munini gioca a 2 con Gaspardo, che tiene il piede perno, recupera l'equilibrio, va a depositare il sottomano layup rovesciato del più 12, 8-0-6-8. Tamigi spezza la difesa, fa pervenire il pallone ad Adami, che fa saltare con qualche finta vari giocatori. L'ultimo è Gaspardo, che commette fallo sul numero 10 Tolmezzino, e Adami si presenta in lunetta con i tiri liberi. Entrambe le formazioni hanno esaudito il bonus. Più 12 Tarcento. Che torna ad essere più 10, 80-70 con i tiri liberi a segno da parte di Adami, che poi va a commettere fallo su Vidani. Vidani avrebbe anche segnato, ma il fallo era sul palleggio. Ci sono 2 tiri liberi per Vidani e non il gioco da 3 punti. 2 minuti e 13 secondi al termine. Vidani realizza i tiri liberi, più 12 Tarcento, 8-2-7-0, 2 minuti al termine. Tamigi attacca dal palleggio, Tamigi appoggia il tabellone, sbaglia ed è anche sfortunato, perché la palla con un rimbalzo Beffardo per Tolmezzo favorisce la Fluid System 80. Adesso deve solo gestire i 12 punti di vantaggio per portare a casa una vittoria meritata e anche sofferta, perché Tolmezzo ci ha messo grande combattività e grande orgoglio, ma Tarcento, nonostante le assenze pesantissime di Bonoli, Baccino e Accardo, con Gaspardo servito da Bellina, va a più 14, massimo vantaggio per il team di Andriola. Cianciotta da 9 metri, sbaglia pure lui, ma il Tarcento l'ha data su. Tolmezzo l'ha data su, Tarcento può gestire senza troppi problemi. 1:23 al termine, più 14 palla in mano per la Fluid System 80. Bellina, altro gioco sotto per Gaspardo, che sbaglia fade away. Adami, adesso il tiro di Adami, che sbaglia, ma ha subito il fallo di Gaspardo.
mentre nella Metallica Tolmezzo rientra Ildefonso al posto di Pappalardo e l'arbitro segnala il terzo fallo di Gaspardo. 2 tiri liberi per Michele Adami. Segno entrambi, 7-2 Tolmezzo, 8-4 Tarcento, e Picottini regala una standing ovation alla prestazione comunque positiva di Adami, che ci ha provato. Ultimo minuto, Munini, una magia sulla linea di fondo, viene fermato fallosamente da Stefanutti. 2 tiri liberi per Klaus Munini. Realizza solo il primo tiro libero, più 13, Fluid System 80, 8-5, 7-2, 45 secondi al termine. Tamigi sfiora solo la retina e Picottini manda in campo il numero 19 Hermes Job al posto di Cianciotta, quindi minutaggio anche per Job. Antena Gaspardo, 20 secondi alla fine, non può andare fino in fondo comunque la Fluid System 80, e allora Antena dice vabbè, visto che non riusciamo ad andare fino in fondo, io sparo una tripla da 8 metri che tanto non trovo null'altro di meglio da fare. Gioca invece l'ultimo possesso la Metallica Tolmezzo con Tamigi. Allo scadere non va la tripla di Stefanucci e allora la partita si conclude sul punteggio di Fluid System 80-385, Metallica Tolmezzo 72.